Ciao a tutti, oggi vi propongo alcuni esercizi assieme al nostro roller. Il roller è acquistabile, lo trovate comunque ovunque, anche online a un prezzo modico ed è 10-20 euro massimo. Esercizi che servono per la terapia, ma soprattutto per gli sportivi, per chi esegue delle lezioni di fitness, per i post infortuni, per migliorare la circolazione e anche per migliorare la cellulite. E seguite il tutorial, sono esercizi molto semplici, partiremo dai flessori per passare poi alla schiena, al trapezio e finire per i quadricipiti, collo e relativi cervicali. Spero vi piaccia, ma soprattutto che vi siano utili. Un bacione! Eccoci qua. Allora, partiamo dai nostri flessori e dal bicipite femorale. Eccoci qua. Movimenti lenti, non serve andare veloce, movimenti sempre lenti. Poi se riesco bene a premere sopra il muscolo, ancora meglio. Ovviamente io ve lo farò vedere tutto a destra e poi ci sarà da rifare tutto a sinistra, ovviamente. Ecco qua. Passiamo alla zona del polpaccio. Ecco qua. Polpaccio. Se voglio aumentare la pressione, basterà solo aggiungere l'altra gamba, ecco qua, e possiamo aumentare la pressione, per chi ha voglia, Eccoci qua. Sempre movimenti molto ma molto lenti. Passiamo ai glutei, ok? E ovviamente a quel muscolo che difficilmente si riesce ad allungare, che è il piriforme. Adesso noi ci mettiamo direttamente sopra, iniziamo a spingere, sempre movimenti molto lenti, e adesso spostiamo la gamba destra sopra e facciamo proprio una pressione forte sul nostro piriforme. Ovviamente vi ripeto che tutti gli esercizi fatti a destra saranno da fare anche dall'altra parte a sinistra. Passiamo alla nostra schiena, parte della schiena, quindi mi distendo fino al trapezio. Mi vedete bene? Questi esercizi fanno benissimo, vi ribadisco, sempre per la circolazione, per tutti i post allenamenti, ovviamente per chi è trattato in terapia, ma anche per i post traumi. Ok, dalla schiena passiamo alla zona dorsale. Qua. Ovviamente decidi tu che pressione mettere, dipende poi da quanta tensione. Sempre a destra e poi lo farete a sinistra, ovviamente. Movimenti lenti. Adesso passiamo al quadricipite. Ecco qua. Incarcate sopra. Sempre movimenti molto lenti. Voi lo farete ovviamente anche a sinistra, ok? E alla fine
arrivate al collo e quindi i cervicali sono fondamentali. Chiudete gli occhi. Lento lento, eh. Eccoci qua. Lento lento. Ok, finito questo esercizio dei cervicali, poi vedete voi l'intensità. Mi fermo al centro, piano pianissimo apro gli occhi e poi piano piano verrò su parte laterale e salgo. Ecco qua, come avete visto sono degli esercizi molto semplici e ve li consiglio ad ogni fine allenamento. Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati nei nostri canali, sia Mob Up Fitness che Dance Mob. Seguiteci, mettete il like. Ciao ciao!